con Roberto Marangoni per un'altra delle vostre chicche dei Buontemponi, per fate il Gran Galà. Che edizione è quest'anno, Roberto? 35 anni di serata d'onore su 61 anni di associazione e quindi siamo pronti anche per quest'anno, sabato prossimo 27 giugno alle 21 nel parco della scuola materna di Bottrighe, a questa serata di spettacolo, di solidarietà, soprattutto perché principalmente daremo in beneficenza ciò che abbiamo raccolto 365 giorni prima, con Babbi Natale, befane, conviviali e anche offerte di qualcuno che non vuole neanche il nome per dirti, ecco, quindi quella sera lì daremo l'esito e avremo 6 associazioni in cui daremo il nostro contributo: la Lega Italiana Lotta al Tumore, la sclerosi multipla, il Parkinson, la fibrosi cistica, Mosaico Friends, i nostri bambini seguiti molto bene e poi anche parleremo della borsa di studio che abbiamo da 2 anni, che facciamo con uno studente impegnato sia come profitti buoni ma impegnato nel volontariato, e quest'anno la ragazza si chiama Viola Boccato e ecco, sarà una serata molto bella, particolare. Madrina di questa edizione, come donna delle istituzioni, avremo il prefetto Franca Tancredi. Daremo anche il premio alla colonna ad un bottrighese che si è contraddistinto in vari ambiti, quest'anno a Nicola Gennari. A consegnare il premio una novità: abbiamo cercato di mettere in mezzo anche i giovani impegnati in altre istituzioni. Il più giovane direttore dei teatri, il nostro direttore di Rovio del Teatro Sociale, Edoardo Bottacin. Quindi sarà una serata molto... Allora, celebrare i Buontemponi è facile, nel senso che voi siete 35 anni che fate un sacco di cose importanti. Tra l'altro domenica scorsa c'era un evento a livello regionale importante. Abbiamo avuto il raduno regionale del folklore con 11 gruppi arrivati da tutte le province. A Bottrighe è stato un impegno non da poco, ma questo grazie anche all'aiuto che abbiamo avuto dal gruppo sportivo, dall'Aribo, persone fantastiche e che ci hanno aiutato in tutto quello, perché è una manifestazione grossa, insomma. Possiamo dire che Bottrighe è caput mundi? Nel senso sì, che sì. Tra le tante frazioni di Adria, ricordiamo che Adria è una delle città con più frazioni di tutte. Ma Bottrighe si contraddistingue, esatto, sempre, sì, in modo particolare, cioè, ha la sua identità, la sua fisionomia. Quando sei a Bottrighe, sei a Bottrighe. Ma è una domanda che è esterna all'intervista. Vi manca di non essere comune? Sì, un pochino? Sì, anche ricordiamo che voi la storia sì, di oltre 700 anni di autonomia ha pesato molto questa cosa e ancora si sente, insomma, è difficile da digerire. Conviviamo, ma non è facile, insomma, ecco, cerchiamo di conviverci, ma comunque l'identità c'è, questo è importante, insomma. Allora Roberto, ti ringrazio che mi hai chiamato per presentare questo discorso del Gran Galà. Siamo noi a ringraziare te, ti ringrazieremo anche quella sera pubblicamente come sempre. Il Gran Galà è veramente la chiusura di un anno straordinario. Sì. Ma riuscite ad avere un cambio generazionale nei Buontemponi? Perché forse è uno dei problemi che tutte le associazioni... Con fatica sì. È entrato un laureando da poco di 22 anni, ne ancora 22, un altro di 30 che studia anche canto lirico, che a serata d'onore farà anche qualcosa tra le canzoni solista, qualcosina, insomma, non è facile, però... E tu il repertorio di barzellette lo stai rinnovando? Beh, sempre. A serata d'onore ci sono quelle nuove che poi utilizzo. Sappiate che ci sarà un bel po' di novità questa serata. Sì, bisogna, insomma, è proprio la serata d'onore che lancia. Allora, se dovesse piovere, abbiamo avuto la fortuna, ringraziamo il polo tecnico di Adria e la preside che ci mette a disposizione l'auditorium Sarcenti, quindi mai che vada, speriamo di no, speriamo di farla a Bottrighe, ma mai che vada ci trasferiremo al Sarcenti, altrimenti vi aspettiamo al parco della scuola materna, a cui daremo anche a loro il contributo e l'offerta della serata, insomma. Grazie Roberto, lunga vita ai Buontemponi. Grazie a te, a tutto quello che fai, e lunga vita a Bottrighe, ovviamente, ciao.